Cosa succede quando la festa più attesa dell'estate si trasforma in un'ombra di violenza in uno dei cuori pulsanti di Cagliari? Io sono Matteo e vi do il benvenuto sull'Isola in Forma. In questo video vi porterò a fondo su un episodio che ha scosso la città di Cagliari proprio nel giorno di Ferragosto, un evento misterioso che ci costringe a riflettere sulla sicurezza e sulla vulnerabilità in luoghi che dovrebbero essere invece simbolo di incontro e serenità. Scopriremo insieme i pochi ma inquietanti dettagli di un accoltellamento che lascia ancora molte domande aperte. È la notte di Ferragosto, una delle più vivaci e attese dell'anno a Cagliari, ma mentre molti festeggiavano, Piazza Matteotti, quel grande salotto a cielo aperto che accoglie chi arriva dal porto della stazione, è stata teatro di un misterioso ferimento. Qui un ragazzo algerino di 22 anni è stato trovato riverso su una panchina, privo di sensi, con una ferita all'addome. Un'immagine che stride violentemente con l'atmosfera di festa che si respirava. Noi che viviamo e respiriamo la Sardegna, che ogni giorno raccontiamo le sue storie, sappiamo quanto Piazza Matteotti sia un punto nevralgico, un crocevia di vite e culture. E proprio per questo un episodio così non può e non deve passare inosservato. Seguiamo costantemente le notizie locali e questo evento ci tocca profondamente, perché riguarda la nostra quotidianità, la sicurezza dei nostri spazi comuni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori 118 e le forze dell'ordine, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico di Monserrato. Ma la cosa più inquietante è che, ad oggi, non si sa ancora con certezza cosa sia successo, né perché. Il ragazzo è stato coltellato, forse colpito con una bottiglia rotta? E soprattutto, perché il giovane, nonostante le sue condizioni non siano preoccupanti, non ha ancora fornito elementi utili a far chiarezza sull'accaduto? Questo silenzio è un mistero nel mistero, e ne parleremo tra poco. Un'aggressione nel cuore della città, che lascia dietro di sé non solo una vittima, ma anche un'ombra di incertezza e paura. Questo episodio ci porta a riflettere su un tema cruciale per la nostra Sardegna, cioè la sicurezza negli spazi pubblici, specialmente durante i periodi di grande afflusso e festa come il Ferragosto. È un campanello d'allarme che ci ricorda la vulnerabilità di certe situazioni e l'importanza di non abbassare mai la guardia, di sentirsi al sicuro nelle nostre piazze, nei nostri luoghi di ritrovo. E torniamo a quel mistero. La polizia sta indagando a fondo, ma ciò che rende tutto più difficile è proprio l'assenza di elementi utili forniti dal 22enne stesso. Non si è ancora capito se sia stato un coltello o una bottiglia rotta l'hanno usata e il movente resta avvolto nel buio. Questo silenzio rende il quadro ancora più inquietante, trasformando l'accaduto in un ferimento misterioso che la polizia sta cercando di decifrare. Cosa ne pensate voi di questo episodio? Vi sentite sicuri quando passeggiate per le nostre piazze, specialmente di sera o durante eventi affollati? Lasciate un commento e raccontatemi le vostre impressioni. La vostra voce è importante.